Buonasera a tutti, oggi è domenica 12 gennaio e con oggi sono 234 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante, ormeggiata nel porto di Trieste. Ecco, io oggi questo video messaggio vorrei indirizzarlo al dottor Massimo Di Giletti di Non è l'Arena, e nella speranza che lui possa o voglia farlo conoscere al suo pubblico, far conoscere questa storia pazzesca che sta succedendo da praticamente 8 mesi in questa città, a Trieste, su questa gru. Questo mostro di acciaio, come vedete, è tutto arrugginito. Spero veramente che lo faccia con il suo coraggio, e la sua onestà intellettuale, e che faccia capire esattamente quello che sta accadendo veramente su questa gru. Io veramente lo spero veramente di cuore che lui lo faccia, perché questa storia è veramente allucinante, ormai è talmente agghiacciante e surreale che non si hanno neanche più parole per descriverla. Mi chiamo Marcello Di Finizio, sono un piccolo imprenditore, ho fatto l'imprenditore praticamente tutta la mia vita. Ho fatto l'imprenditore del bar della ristorazione. A Trieste avevo un locale, un bar-ristorante su una concessione demaniale, si chiamava La Voce della Luna, ed era un'impresa sana, bella, produttiva, dava lavoro a me e altri 15 dipendenti. Io non ho mai avuto problemi in tutta la mia vita con le banche, con la giustizia, con i dipendenti. Sono stato semplicemente un cittadino, un piccolo imprenditore come tanti, che viveva del suo lavoro. Quella era la mia unica impresa, fonte di vita e di reddito, che poi è stata distrutta e paralizzata dall'inerzia, l'incompetenza, ma soprattutto le furberie di questa classe politica, istituzionale, locale e nazionale. O forse sarà una delle tante storie pazzesche che succedono in questo paese proprio a causa di questo modus operandi che ormai a cui ci vogliono far abituare e rassegnare. Forse io sarò una di quelle persone strane che non si abituerà mai e non si rassegnerà mai a questo sistema malato, contorto, che sta distruggendo noi piccoli imprenditori, le imprese italiane, no? Lo fa proprio sistematicamente e sempre più sfacciatamente, per questa storia della Gru Ursus è la dimostrazione di dove sono stati capaci di spingersi e di dove si vogliono spingere ancora. E caro dottor Giletti, la cosa pazzesca di tutta questa storia è che questa vicenda sta accadendo proprio nella città della Risiera di San Saba, che come lei certamente saprà è stato uno dei campi di sterminio più feroci d'Europa. Perché le dico questo? Perché ci sono alcuni fili conduttori che portano a questa matrice così, diciamo, da un sapore un po' retro, no? Di estrema destra. Nel 2008 la mia impresa è stata rasa al suolo a causa di un incendio doloso, dove c'è stato uno psicopatico, fondamentalmente uno squilibrato mentale, che ha tentato di bruciarmi vivo e di bruciare la mia impresa. Per fortuna io sono riuscito a salvarmi la vita, ma purtroppo la mia impresa è andata distrutta. Nonostante questo io comunque mi ero risollevato, ecco, tanto per comunque spiegare che comunque la causa della distruzione della mia impresa non è stato questo incendio. Questo personaggio che ha dato fuoco alla Voce della Luna poi si è scoperto che militava nell'estrema destra triestina e si vantava persino di essere un ex mercenario della guerra in Jugoslavia, di aver ammazzato gente, distrutto, bruciato case, eccetera. Io non so se questo sia vero, però di sicuro quello che è vero è che era un professionista dell'incendio, perché anche questo, anche a detta dei periti della scientifica, che hanno praticamente decretato che era ad opera di un professionista.
Ecco, questo personaggio poi è stato acciuffato e poi rilasciato, ma condannato in via definitiva, ma a tutt'oggi latitante. È pazzesco anche questo, perché è come dire che insomma i criminali in questo paese la fanno franca, sono a piede libero, e proprio perché le istituzioni non sono in grado di riacciuffarli, no? Perché questo l'avevano acciuffato e poi l'hanno rimesso a piede libero, e adesso questo qua è scomparso, è libero di scorazzare per il nostro paese e distruggere la vita, le imprese, le case, chissà, Dio solo sa che cosa avrà già combinato e sta combinando questo personaggio, e noi cittadini, dalle brave persone, persone pacifiche come me, siamo praticamente costretti all'agonia, alla tortura su una gru, a causa sempre di queste istituzioni, al contrario, no? E questi sono i paradossi. Ma le racconto questo perché proprio per dire che peggio di un criminale, peggio anche delle mareggiate che poi si sono susseguite, che hanno distrutto la mia impresa, perché prima c'è stato appunto questo incendio, poi ci sono state 2 mareggiate, ma io ogni volta mi sono sempre tirato su le maniche e ho sempre rimesso in piedi la mia impresa. È stato soltanto dopo la seconda mareggiata che sono stato paralizzato, appunto stato paralizzato da questa istituzione locale che si era nascosta dietro questo dito della famigerata direttiva Bolkestein, perché in realtà poi si è scoperto che questa famigerata direttiva che stracciava i nostri contratti demaniali non era nient'altro che il dito dove si stavano nascondendo tutti quanti i nostri politici, sia locali che nazionali. Perché questo? Beh, insomma, non credo che debba raccontarlo a lei. È chiaro che il boccone e la torta delle concessioni balneari era un boccone ghiotto e faceva gola a un sacco di gente, a banche, mafie, multinazionali di tutta Europa e i soliti e immancabili amici degli amici. Insomma, le storie all'italietta. E infatti oggi la mia impresa, dopo che sono riusciti insomma a togliermela, l'hanno messa nelle mani di una multinazionale, la quale non ha avuto neanche bisogno di partecipare a un bando di gara, no? Cosa che invece dovevamo fare noi piccoli imprenditori, perché è quello che chiedeva la direttiva Bolkestein. Dopo averci stracciato i contratti ci chiedeva di partecipare a un bando di gara internazionale, appunto gareggiando con bande, mafie e multinazionali di tutta Europa, e sempre i soliti inevitabili amici degli amici. Se non che abbiamo visto che le multinazionali poi non hanno neanche bisogno di partecipare ai bandi di gara, perché questa Paccorini Group e Paolo Fontanotto del Pane Quotidiano, come si è visto, non hanno avuto neanche bisogno di partecipare a questo bando di gara, se sono sbranati la mia impresa così, senza chiedere il permesso a nessuno. E questa è la morale della favola. Cioè, voglio dire, allora abbiamo un criminale che l'ha fatta franca, abbiamo un sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, che aveva gli strumenti giuridici per poter superare la Bolkestein, ma non li ha utilizzati. Abbiamo un sindaco che però va in giro per la città, come questo Sergio Dekovic, che si vanta di essere così, di estrema destra, che saluta la gente con il saluto romano. Che non si fa neanche nessun scrupolo davanti a delle bambine e sfodera dei diti medi, un atteggiamento così veramente volgare e ignorante che fa paura. Allora uno ci si domanda, ma questa è davvero questa la cultura che deve passare, i messaggi che dobbiamo far passare al paese? Cioè, le brave persone sono tenute all'agonia da queste istituzioni, e queste istituzioni lasciano libero un criminale come Dekovic, lasciano libero un sindaco come questo Roberto Di Piazza,
che usa appunto, che non ha neanche il coraggio di confrontarsi con il sottoscritto, ma si nasconde dietro una schiera di suoi sostenitori, fake, troll, odiatori di ogni genere, e TV, come questa Tele 4 che è diventata famosa per essere stata la prima TV al mondo per aver sdoganato il suicidio in diretta. Invitando appunto attraverso un odiatore, invitandomi a togliermi la vita. Ogni giorno io vengo insultato, calunniato, minacciato e invitato a togliermi la vita, solo perché non mi sono rassegnato a questo loro sistema marcio e malato. Ecco, per questo le chiedo, dottor Giletti, ma vogliamo veramente far passare questa cosa qua come una cosa normale? Sono questi i valori e i messaggi che oggi la nostra società in Italia deve passare, dobbiamo abbracciare tutti quanti questi valori, questa cultura o questa sottocultura, deve diventare la normalità. Ecco, la prego di venire a Trieste a fare luce e chiarezza su questa vicenda, perché è allucinante. Tutto questo non può e non deve passare come normale, perché altrimenti è veramente è finita per tutti. Io davvero confido nel suo coraggio, perché ormai qua in Italia di giornalisti coraggiosi ce ne sono rimasti veramente pochi, e nella sua onestà intellettuale.